Chiudiamo il collegamento qui da Palazzo d'Aronco con il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, e parlando proprio di cartellonistica, perché si è riscontrato che il friulano è la prima lingua minoritaria d'Italia per quanto riguarda il numero di persone che la parlano. È vero, questo dai dati che abbiamo risulta essere la prima lingua minoritaria e Udine non poteva non essere tra le prime a sostituire i cartelli che attualmente per legge tra l'altro fino al 2011 dovevano essere sostituiti, quindi abbiamo messo da parte un po' di soldini, diciamo 35.000 euro ci ha dato l'Arlef che ha collaborato notevolmente, dobbiamo ringraziare veramente l'Arlef che ci ha l'agenzia regionale per il friulano che ci ha dato veramente una grande mano, abbiamo messo altri 50.000 euro praticamente e sostituiamo tutti i grandi cartelli all'interno della circolazione della città dove inseriamo anche il friulano e soprattutto sostituiamo e andiamo a inserire 112 cartelli mi sembra per poter mettere il friulano, quindi la lingua italiana e friulano sotto con tutti i simboli e con quello stesso atteggiamento abbiamo cercato anche di in qualche maniera sostituire quelli che erano in cattivo uso e quindi abbiamo rifatto completamente il look che è anche un segno di come dire, decoro della città. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, qui da Palazzo d'Aronco è tutto. E restituisco la linea allo studio grazie a Gian Domenico Ricci per le riprese.